Ieri 1° maggio raduno a Portella della Ginestra con la manifestazione organizzata dalla CGIL Partigiani del Lavoro per rimettere al centro il lavoro nel ricordo della strage avvenuta 78 anni fa, con la presenza tra gli altri del presidente nazionale dell'ANPI Pagliarulo e del segretario regionale della CGIL Sicilia Alfio Mannino, che ha rinnovato la mobilitazione per ridare dignità a chi ogni giorno fatica per vivere, ricordando l'appello per i quesiti referendari con i quali si chiede di restituire dignità, tutele e sicurezza del lavoro ai cittadini. Lui propone un contratto che tagli oltre il 10% di reddito e di salario. E allora vedete, di fronte a questo scenario, l'aver voluto definire oggi questa giornata e chiamare alla mobilitazione i siciliani attorno alla parola partigiani del lavoro è perché noi abbiamo la necessità di far ritornare al centro dell'agenda politica di questa nostra regione, di questo nostro paese, il tema del lavoro, della qualità del lavoro, della dignità del lavoro, quel lavoro che ogni giorno viene mortificato, quel lavoro che ogni giorno viene svalutato e screditato. Ecco, per questo lo diciamo anche qui al Presidente del Consiglio, alla Presidente del Consiglio che ieri ci ha venduto per l'ennesima volta la Fontana di Trevi. Ci ha detto: ma noi metteremo in disposizione altro 1,2 miliardi per contrastare le morti sul lavoro e per contrastare gli infortuni sul lavoro. Peccato che quelle somme sono somme che sono il frutto della contribuzione dei lavoratori e sono il frutto della contribuzione delle aziende. Nessuna risorsa per la formazione, nessuna risorsa per cambiare queste leggi, per dare maggiore appunto formazione, ma soprattutto per eliminare gli appalti e i subappalti a cascata. Nessuna di quelle riforme che invece darebbero una risposta. Ancora una volta annunciare risorse che non ci sono. E sotto questo profilo, anche qua, a quel governo che ieri non c'era alla commemorazione di Pio La Torre, vorremmo ricordargli che il contrasto al lavoro nero, il contrasto allo sfruttamento, il contrasto agli infortuni e alle morti si fa rafforzando gli organi ispettivi, e invece abbiamo un governo che non riesce neanche a fare rispettare un protocollo con l'Istituto Nazionale per il Lavoro, che doveva mandare in Sicilia qualche centinaio di ispettori. Allora a quel governo diciamo che oggi almeno ci evitano affermazioni demagogiche rispetto al fatto che celebriamo questa giornata incentrato sulla sicurezza del mondo del lavoro. Almeno ce lo evitano, perché non abbiamo più bisogno di lacrime di coccodrillo, non abbiamo più bisogno di demagogia. Chi ha responsabilità di governo deve dare risposte serie e deve dare risposte concrete. E guardate, anche qui, dicevo prima, noi abbiamo un mondo del lavoro fatto di precarietà, di sfruttamento, e lo diciamo a chi ha responsabilità di governo, che se la Sicilia deve costruire una nuova idea di sviluppo, bisogna innanzitutto che si mettano in campo nuovi investimenti, che si abbia un'idea di nuove politiche industriali,